diceva che Carulli da solo non lo voleva suonare, però i duetti gli piacevano. E infatti vi suoneremo questo duetto di Carulli, che è un buon compositore italiano, come tutti emigrati poi in Francia piuttosto che in Austria o dovunque, che prende temi da Donizetti, che era un altro compositore che Mazzini apprezzava molto.